Vice Governatore Riccardi, oggi l'apertura del centro vaccinale a Muggia, come ha detto lei, l'importanza di avere una rete capillare ormai di centri sul territorio. Beh, è evidente che più vicino si va alle persone, più dovrebbe aumentare l'adesione. Questo è uno sforzo sulla prossimità che stiamo facendo. È evidente che però per fare questi sforzi bisogna avere dimensioni adeguate, strutture adeguate e soprattutto un'adesione importante, perché strutture di questo genere non possono essere aperte per alcune decine di vaccini, insomma, quindi la capillarità ha a che fare anche con un bacino adeguato allo sforzo che viene messo in campo in operazioni di questo genere. Soltanto nel corso di questa settimana sono stati aperti 4 centri, quindi è un risultato, insomma, penso importante, che l'azienda sanitaria Giuliano Giuntina ha fatto, come stanno facendo anche le altre aziende distribuite sul territorio regionale. Lei, anche il Governatore Federica, ha lanciato un appello per le adesioni alle vaccinazioni, che per le fasce ultra sessantenni sono stati inferiori alle aspettative. Questo è un problema strutturale che il Friuli Venezia Giulia ha, c'è una diffidenza nei confronti della vaccinazione, è avvenuto in passato, sta avvenendo anche adesso, quindi è chiaro che noi abbiamo organizzato una potenza di fuoco di vaccinazione che supera le 10.000 unità giornaliere, rispettando quella che era l'obiettivo della gestione commissariale. Stiamo assistendo ad un'adesione che ci consente di avere dei buchi in agenda, tanto è vero che qualcuno può prenotarsi ed essere vaccinato il giorno successivo, come sta accadendo. Quindi è chiaro che noi ci aspettiamo da parte della popolazione una adesione importante che faccia anche superare l'attuale quota. Noi nella quota 60-70 non abbiamo neanche raggiunto il 65%, quindi è evidente che nell'ultima adesione degli under 60 con patologie, a ieri sera la prenotazione era di 20.000 persone su una platea di 80.000, quindi è chiaro che anche quando si fanno le classifiche fra le regioni, se le si fanno sulle dosi, sulle somministrazioni legate alla platea, è un numero molto diverso dalle adesioni rispetto alla somministrazione sull'adesione, che invece vede numeri molto importanti, perché insomma, tutti quanti, il sistema del volontariato, il sistema delle aziende sanitarie sta facendo un grande lavoro.